La politica come la vita è fatta di attimi. Quello di ieri a Roma, a Palazzo Chigi, è stato decisivo. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al fondo indennizzo risparmiatori. Tutto come previsto l'8 aprile, quando il Premier Giuseppe Conte e il Ministro dell'Economia Giovanni Tria hanno indicato la via del doppio binario. Risarcimenti diretti, senza arbitrato, per chiunque abbia un reddito inferiore ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare sotto i 100.000 euro. Per chi è sopra questa soglia, arbitrato semplificato affidato a una commissione di 9 esperti istituita dal Ministero dell'Economia e della Finanza. Arbitrato che comunque è necessario per distinguere chi è stato truffato e chi no. Una soluzione condivisa dalla larga maggioranza delle associazioni. Di Maio avrebbe voluto l'unanimità, avrebbe preferito evitare l'arbitrato anche per i redditi più alti e forse proprio per allargare la platea dei risparmiatori che hanno diritto a rimborsi quasi automatici è stata alzata l'asticella. Niente arbitrato, non fino ai 100.000 euro, ma fino a 200.000 euro di patrimonio mobiliare. Una modifica introdotta a sorpresa dal Consiglio dei Ministri che adesso dovrà essere valutata dalla Commissione europea. Insomma, il rischio è di perdere altro tempo sulla linea calda Roma-Bruxelles. La Lega però non ammette altri rinvii e proprio per evitare incertezze il governo darà immediatamente corso agli indennizi automatici per i risparmiatori che rientrano nel vecchio parametro dei 100.000 euro di patrimonio mobiliare. Il decreto ora dovrà essere trasformato in legge entro 60 giorni. Dopo la raccolta delle domande potranno iniziare i rimborsi che prevedono un indennizzo del 30% del valore di acquisto dei titoli per gli ex azionisti delle banche popolari e del 95% per gli obbligazionisti. Il fondo, alimentato dai conti dormienti, vale 1,5 miliardi di euro, ma il documento di economia e finanza intanto prevede di mettere in cassa 75 milioni di euro quest'anno, 325 milioni il prossimo e 425 nel 2021. Insomma, si parte. Questa notte 300.000 risparmiatori sono stati con il fiato sospeso. Ora possono tirare un sospiro di sollievo, forse, speriamo, perché come dicevamo, la politica, come la vita, è fatta di attimi. Ed è un attimo vedere evaporare tutte le certezze. Basta una virgola fuori posto, uno zero che manca, una quisquiglia burocratica. Dunque, carta canta, vedere per credere.